questa sera abbiamo sentito questo attaccamento ai veneti, proprio a terra, si è parlato di soldi, di lingua, eccetera, eccetera. Io volevo capire perché un Veneto dovrebbe diventare uno Stato indipendente, quindi quali conseguenze fiscali avremmo, quali servizi in più o in meno avremmo, e vorrei sentire appunto una risposta positiva o negativa dai nostri due ospiti. Quindi io ritengo che questa sia una domanda, guarda caso, per Guadagnini. Allora, per una sorta di par condicio, però io devo fare l'altra domanda e devo fare al nostro amico di Rifondazione, cioè ex amico di Rifondazione, ormai siamo tutti insieme, siamo tutti delle sinistre federaliste, la domanda è quella che vi arriva da Facebook direttamente ed è: perché la sinistra appoggia l'indipendentismo basco e catalano e non quello per esempio venetista, una regione a caso? Io ho questi miei amici della Sanca indipendentista, che Sanca vuol dire sinistra, sì, che mi contattano sempre su questa cosa qua. Io ho simpatia per i Paesi Baschi e per le lotte dei movimenti indipendentisti baschi di sinistra, non indipendentisti baschi in generale. E soprattutto mi mette ansia la crasi tra il socialismo e il nazionalismo che nei Paesi Baschi in particolar modo c'è, perché la crasi mi ricorda il nazionalsocialismo e non mi piace molto. Cioè, io credo, voglio dire, che se fossimo in Veneto ci sarebbero gli sfruttati e gli sfruttatori uguali. E invece chi ha quest'idea, diciamo così, mitica del Veneto dice: ma no, se fossimo solo tra di noi, ma figurati, il padrone ti pagherebbe di più, tutti pagherebbero le tasse, non ci sarebbe disoccupazione. No, io credo che, dicendo una vera vetero che fa arrabbiare, il conflitto capitale-lavoro, cioè tra il capitale e il lavoro c'è. È una cosa da libretto rosso. Ma devo dire che quello che è avvenuto nel capitalismo finanziario negli ultimi anni mi sembra un pochino di attualità. Insomma, il conflitto tra il capitale e il lavoro c'è uguale in Veneto, in Italia e in Europa, e quindi io credo che ci siano sfruttati e sfruttatori, persone per bene e non persone per bene, sia in Veneto che nel mondo, quindi io credo che non cambierebbe nulla se ci fosse il Veneto Stato. Sì, è una concezione più europeista. Io sono molto europeo e ci tengo al Veneto, io sono figlio di veneti da generazione, anche se il mio cognome ad esempio non è certo veneto, perché sono molto legato alle tradizioni venete, sono fiero di essere veneto, parlo anche dialetto quando serve, ma voglio dire, sono un cittadino del mondo, la mia patria è il mondo intero. Questa non è sua, però va bene. Certo. Prego. Allora, la crasi nazionale-socialismo è una cosa che ha caratterizzato gli stati nazionali, soprattutto Germania, Italia, eccetera. Quindi è una degenerazione che ha messo insieme nazionalismo degli stati nazionali con il comunismo e il socialismo di derivazione sovietica. Quindi è esattamente ci stiamo avventurando nelle analisi storiche alla notte, è un'altra cosa. Comunque il regionalismo non c'entra niente con sta roba. Cosa cambierebbe se il Veneto, non si può dire, secondo me, allora ci sono dei numeri, il Veneto paga 70 miliardi di euro di tasse e di contributi sociali all'anno. Bisogna andare a guardare il sito del Ministero dell'Economia, perché ci sono numeri chiari, sono numeri, hanno un valore, 70 miliardi di euro. Tornano indietro tra una roba e l'altra 50 miliardi di euro. Faccio notare che in Veneto abbiamo un gettito IRPEF di 10-11 miliardi di euro. Se noi fossimo indipendenti, azzerassimo l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ci avanzerebbero ancora 10 miliardi di euro. Azzerare vuol dire che nessuno più in Veneto paga l'IRPEF. Ma questi sono dati, sono numeri. In Austria infatti non pagano l'IRPEF. Allora sono numeri. In Austria sono indipendenti, hanno un reddito pro capite più alto del nostro perché sono indipendenti. Sono indipendenti, hanno un reddito pro capite dopo aver pagato le tasse, sono molto più ricchi di noi perché sono indipendenti. Il conflitto fra capitale e lavoro è perché quel povero disgraziato imprenditore paga 30.000 euro al suo dipendente e al suo dipendente arrivano 800 euro al mese. Perché? Perché paga una montagna di tasse che vanno a finire non si sa dove, perché se servissero a finanziare lo sviluppo della Sicilia, della Calabria, eccetera, io sarei il primo. Ma sapete dove vanno a finire questi soldi da 50 anni? Io no, perché di servizi non se ne parla. Quindi a ingrassare la politica, tutto in scambio in meridione. Siamo d'accordo. Allora, per il Veneto sarebbe un cambiamento radicale in positivo delle condizioni di vita, perché poi, ultima roba, questo sviluppo economico produce quella che l'economia chiama esternalità negative. Significa una montagna di problemi che le tasse dovrebbero contribuire a pagare.
noi con i soldi di tasse che spariscono dovremmo risolvere questi problemi, capito? Ecco, e non riusciamo. Non ce li faccia venire a noi i problemi perché andiamo